Dolci Madonne con bambino, paesaggi incantati con colline scoscese, alberate, città murate, fortificazioni, il profilo di lontane catene alpine. E tuttavia c'è qualcosa di più difficile da descrivere e definire, un'estasi muta e pensosa, un essere amorevolmente assorti in insondabili pensieri, quella mitezza e quasi pudore degli sguardi che è un'attitudine che parte dal maestro e viene gelosamente conservata e tramandata dai seguaci. Giovanni Bellini ha segnato la pittura non solo veneziana e veneta, ma internazionale, ben oltre la sua vita e le sue stesse opere, dando origine ad una fertilissima scuola, promossa dal comune di Conegliano e da Civita Tre Venezie a Palazzo Sarcinelli dal 25 febbraio al 18 giugno. La mostra Bellini e i Belliniani indaga proprio l'eredità del sommo pittore nel cinquecentenario della morte. Bellini è un maestro riconosciuto ed è un passaggio fondamentale e ineludibile per tutta la storia della pittura europea, non soltanto veneziana. Anche se poi nel mondo e nella realtà e nella storia della cultura veneziana ha determinato una svolta abbastanza radicale, ed è la svolta che poi immette alla trasformazione rinascimentale del mondo pittorico e artistico e culturale più in generale sulle lagune. Dopodiché è un artista che ha dovuto costituire una bottega. Cosa intendo dire quando dico che ha dovuto costituirla? Che i suoi tipi, le sue tipologie, le sue invenzioni anche figurative, a cominciare dalle celeberrime Madonna col bambino, che pur sono di derivazione bizantina ma che lui rivisita in maniera assolutamente originale, dico, le sue invenzioni hanno un tale successo di mercato, di richieste, di esigenze da parte delle famiglie devote veneziane del suo tempo, che era assolutamente impossibile che lui personalmente, anche perché era artista che lavorava molto lentamente, in maniera molto riflessiva, potesse tenere dietro a tutta questa domanda. Allora naturalmente la risposta non poteva essere quella che formare una scuola, per così dire, cioè trovare giovani capaci di seguire e di apprendere fino, non dico ad immedesimarsi, però ad essere, a poter riconoscersi dentro a un'area culturale e dentro a un linguaggio, a dei modi che nascevano da Bellini e che poi vengono ripresi e ripetuti. Questa disseminazione di opere poi sarà rilevantissima e consentirà alle famiglie, alle scuole di devozione, ai conventi, alle comunità di avere a disposizione opere che nascono da un'idea belliniana, per dire, che poi vengono rielaborate o che vengono ripetute in maniera molto pedissequa a volte, per accontentare questo tipo di esigenze. Attraverso il nucleo centrale di opere della collezione dell'Accademia dei Concordi di Rovigo, alcune di rado visibili, il percorso espositivo parte da due capolavori di Bellini, come la Madonna con bambino e il Cristo Portacroce, per proporre un confronto con altri importanti artisti, da Palma il Vecchio a Dosso Dossi, da Tiziano a Tintoretto, fino ad alcuni maestri nordici. Ma soprattutto svela quella schiera di allievi, assistenti, aiuti della bottega autorizzati a completare le sue opere, imitatori che per decenni ne hanno riutilizzato i cartoni o riprodotto, ovviamente senza la stessa eccelsa qualità, forme e stilemi. Ed ecco allora le Vergini, i Bambin Gesù, le Sacre Conversazioni di Marco Bello, Andrea Previtali, i Santa Croce, Luca Antonio Busato, Pasqualino Veneto, Jacopo da Valenza, Nicolò Rondinelli. La rassegna rappresenta la quarta tappa che Conegliano dedica alla scoperta della pittura veneta tra 400 e 500 e, come per le precedenti mostre, Palazzo Sarcinelli diventa il centro di una rete di itinerari sul territorio, come ricorda il sindaco di Conegliano Floriano Zambon. Credo che sia una singolarità, cioè dalla prima si è iniziato a fare proprio un ragionamento di animazione. Allora, ci sono due elementi secondo me che vanno valorizzati di questo ciclo di mostre, tre: le mostre e la qualità delle mostre e anche il messaggio che queste mostre hanno voluto dare.
Il secondo però è anche il fatto che i sostenitori, i cosiddetti partner o sponsor, non sono solo sponsor della mostra dell'evento, ma parte di ciò che mettono a disposizione va al recupero e al restauro delle opere. Anche in questo caso è avvenuto il restauro di alcune opere e questo è valore aggiunto di iniziative di questo tipo. Il terzo è il fatto che queste mostre non hanno il confine del campanile ma vogliono andare oltre, ma anche le altre tre con questa hanno lo stesso scopo, quindi non solo il Palazzo Sacinelli, ma Palazzo Sacinelli diciamo così, parte, tassello di un mosaico più grande che consente al visitatore di, se vuole anche trascorrere un po' di più tempo rispetto alle ore che vuole trascorrere qui dentro, per poter andare sui luoghi dove ci sono ulteriori testimonianze. Non molte opere, una trentina, ma tante chicche, come questa circoncisione datata ultimo decennio del XV secolo. Questo è un dipinto emblematico e l'abbiamo scelto anche come immagine guida della mostra. L'autore si firma in un cartellino che è stato riconosciuto come originale, quindi non è, molte volte succede che i cartellini vengono aggiunti successivamente per avvalorare la qualità dell'opera di cui si tratta. È firmato da Marco Bello, che è un pittore veneziano di cui si conosce abbastanza poco, ma di cui si è individuato una certa produzione, soprattutto grazie agli studi di Anchise Tempestini. Marco Bello si firma opus, opera quindi di Marco Bello, discepoli Ioannis Bellini. Sono discepolo, sono allievo di Giovanni Bellini. Questo andava bene anche a lui perché evidentemente era una specie di garanzia di qualità e anche del fatto che Bellini lo autorizzava a utilizzare questo tipo di dizione e quindi evidentemente la cosa funzionava ancora di più. Questo è fatto su un cartone di Giovanni Bellini che è testimoniato, che fa riferimento, che può essere contestualizzato e verificato in un dipinto che è attualmente la National Gallery di Londra. Circoncisione che è l'occasione per mettere insieme, come diceva in piano americano, no? Che Bellini inventa, come mi suggeriva la nostra collega del País, inventa il piano americano Bellini. Per cui è un'occasione per mettere insieme i santi, che peraltro fanno riferimento quasi sempre a nomi di personaggi della famiglia che poi è la committente del quadro, tanto è vero che a volte vengono adattati e sostituiti santi o sante per accostarli al nome della famiglia del committente. Dicevo, secondo alcuni poi anche la stessa tavola della National Gallery di Londra è frutto della collaborazione di Bellini con allievi, partendo da un prototipo che non conosciamo però in ogni caso. Come avveniva la ripetizione, che poi vedete là in un'altra versione dello stesso dipinto di misura leggermente diversa. Di solito si faceva col sistema dello spolvero, e cioè il cartone disegnato con i profili veniva bucherellato tutto attorno al profilo e poi si passava della polvere di grafite o di carbone che lasciava sulla preparazione del dipinto, della tavola o della tela, lasciava il segno che poi veniva collegato come nei disegnetti della settimana linguistica per costituire il profilo completo. Dopodiché cominciava l'avventura del dipinto, nel senso che chi ci metteva le mani? Ci metteva le mani chi era abilitato o chi era autorizzato dall'artista, se è Bellini ad essere il titolare dell'operazione, oppure Bellini consigliava, faceva stendere la prima velatura, poi successivamente avveniva fino al perfezionamento finale.